Anche la Camera di Commercio ha deciso quest'anno di partecipare a questa iniziativa. È stata una scelta per comunicare, perché la Camera di Commercio è destinata a comunicare specialmente ai bambini che cos'è la Camera di Commercio, che cosa serve la Camera di Commercio, ma soprattutto per dimostrare che la Camera di Commercio è vicina alle famiglie, vicina ai bambini, vicina alla scuola, quindi vicina alla città del futuro. Cosa ne pensa di questo progetto? È un'iniziativa interessante, è già il terzo anno, va bene, spero che continui, perché dimostrare che gli organi di comunicazione, che tutto il mondo economico come oggi è rappresentato è vicino ai bambini, vicino alla scuola, vicino alla società, è fondamentale, in modo che questi ragazzi sentano che c'è un mondo a fianco a loro. Come soggetto che rappresenta il mondo del produttivo, in questo caso della logistica, di partecipazione per una valorizzazione di uno strumento che, come dicevo prima, va agli studenti, va ai ragazzi, ed è uno strumento, io vedo, non per prendere tecnico come diario, ma come uno strumento che può essere una valenza molto didattica, che deve essere certamente coltivata anche da parte degli insegnanti, che è quella di comunicare il mondo nostro, il nostro territorio, inserito in quello che è il mondo produttivo. Io rappresento la logistica, perciò ferro, acqua e gomma, e che mostra anche gli sforzi che tutte le imprese stanno facendo perché l'operatività, la produzione sia sostenibile con quello che è l'ambiente. L'augurio è quello che tutto noi facciamo qui oggi nel territorio a livello italiano e europeo possa essere percepito anche da tutto quello che è il resto del mondo, perché sennò è insufficiente. Ma il nostro dovere lo facciamo, e come dico, non è una questione di sponsorizzazione, ma è una questione proprio di valorizzazione di uno strumento che è importantissimo per quelle che sono le nuove generazioni, che diventeranno i futuri manager, imprenditori, e di conseguenza avranno loro sulle spalle poi il compito di conservarsi e valorizzare e ampliare le qualità del nostro territorio e di tutto il territorio italiano in questo caso. Grazie.